Bene. Buon pomeriggio e benvenuti al 10° appuntamento con Talenti. Permettetemi di ringraziare chi ci ospita, la Fondazione degli Studi Universitari di Vicenza, in particolare il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università di Padova, e poi chi ci sostiene in questa avventura, che sono AGSM IM, BVR Banca Veneto Centrale, Z Farmaceutici e ancora Centro Commerciale Palladio e Pelletterie Palladio. Benvenuti a due amici, due ospiti che sono Tommaso Balasso e Gianpietro Dalben. Buonasera. La loro presenza fa capire. Ho impressione che uno dei due, e la mia impressione va verso Gianpietro, che ti sei portato la clac, però voglio dire, va assolutamente bene. La loro presenza ci fa capire immediatamente che il soggetto principale della serata è la solidarietà. E anche lo sport, ma lo sport in questo caso va in secondo piano. Ed è proprio da questo sostantivo, la solidarietà, che ho piacere di voler partire in questa chiacchierata con Tommaso e Gianpietro. Mi dai, Tommaso, una definizione di solidarietà? Partiamo difficili qui. Buonasera a tutti intanto e grazie molte dell'invito. Solidarietà per me mi piace associarla alla parola dono, perché secondo me è una parola bella. In realtà spesso si dice che è più quello che raccogli di quello o scusi, più quello che ricevi di quello che doni poi in realtà, no? E quindi penso sia un po' questa la dimensione, ecco. È un dono senza aspettarci che ci sia un controdono. Assolutamente sì, se no no, partiamo già col piede sbagliato secondo me. E solidarietà si avvicina ad altruismo, e credo che sia uno degli elementi trainanti, dei motori della vostra attività. Altruismo cos'è? È come la regola del rugby. Si va avanti, si avanza, passando il pallone indietro per arrivare in fondo insieme. E assieme si vince sempre. Questi due signori che hanno dedicato una parte della loro vita a mettere insieme momenti di solidarietà, momenti di disponibilità verso gli altri, lo hanno fatto partendo da una passione, quella dello sci per Tommaso, quello delle moto, in particolare dei raid motociclistici, in particolare nei deserti, per Gianpietro. E prima di arrivare alla declinazione dell'incrocio tra sport e solidarietà, vorrei partire proprio dalla loro esperienza. Quella di Tommaso, quella di sciatore, che ha fatto da guida dal maestro, ragazzo di Schio, ipovedente. Loro due sono dei campioni. Tom e Jerry, come erano definiti al tempo, hanno conquistato, visto che ci avviciniamo alle Olimpiadi, loro hanno conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Torino, hanno conquistato una medaglia o un paio di medaglie alle Olimpiadi successive a Vancouver, sono stati campioni del mondo e sono stati grandi protagonisti della Coppa del mondo. Come nasce quel rapporto con Dal Maestro? Tra l'altro nasce dopo che vi siete conosciuti a scuola, anzi tornando da scuola. Sì, 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 tutto nasce appunto alle medie, eh, stessa scuola, classi diverse, però io ricordo molto bene che vedevo bene di non fare la stessa strada che faceva lui, perché all'epoca ovviamente era molto arrabbiato un po' con il mondo, difficoltà probabilmente ad accettare la condizione.
e quindi cercavamo sempre di schivarci. Poi in realtà sono stato io a richiamarlo, questo era il 2002, perché avevo intenzione di fare un servizio fotografico sullo sci appunto per persone disabili. Io venivo già dal mondo delle gare, poi avevo terminato e quel weekend era il 2002 appunto, era a gennaio. Sono entrato in questo hotel dove c'erano riunite tutte le squadre, quindi tutti i ragazzi della mia età tendenzialmente o più giovani, e ho deciso che quella sera lì la mia vita avrebbe dovuto cambiare. Perché, è come se mi fossi riequilibrato, no, ho detto: "Vabbè, questo effettivamente ha senso, pensare che magari sia un problema o un limite. Il resto basta, cioè io non mi posso più lamentare. Con questa sera io non mi posso più lamentare", perché comunque vivevo insomma una situazione, diversa. E poi mi è piaciuto moltissimo l'entusiasmo che questi ragazzi mi trasmettevano e tra di loro è stato veramente incredibile. Quindi torno a casa e Gianmaria dopo mi dice: "Ma ascolta, tu sciavi prima, vieni e ci facciamo una sciata." Io dico: "Vabbè, ci proviamo, ma non ho mai fatto niente di tutto questo." E da lì parte in realtà una grande amicizia che ci lega appunto ancora. E 8 anni di attività insieme. 8 anni, sì, sì, 8 anni di attività, 2 Paralimpiadi e io la chiamo sempre la vita precedente, no? Nel senso che lì mi divertivo parecchio, adesso mi tocca lavorare. Succede, No, dico sempre, succede a faccio quasi sempre tutti. questa Io devo battuta. ancora provarla quell'esperienza Faccio, lì del lavoro, però per il resto faccio mi diverte. Sì, la vita è divertente. sempre questa battuta. E niente, l'esperienza è stata straordinaria e quindi, diciamo, al termine col 2010 ho detto, mamma mia, a me sto mondo ha dato così tanto che è tempo che io mi metta a disposizione suo in un qualche modo, come posso farlo? Cerco di essere promotore dello sport adattato, Non ecco. so se abbiamo delle immagini che si riferiscono proprio alle competizioni dove Tom e Jerry gareggiavano. Mi spieghi dove comincia, dove finisce questa linea immaginaria tra te e Gianmaria? Perché è Era- solo In realtà secondo me non finisce, nel senso che cambia la dimensione, non hai più uno sci da 1,80 m, ma è uno sci da 5 metri, ok? E quindi la vera forza della coppia è avere così tanta sintonia, così tanta armonia, che in realtà scendi al massimo della tua velocità, o meglio, al massimo della velocità che questa coppia riesce a fare, no? Che una volta che Gianmaria arretrava piuttosto che io gli andavo troppo vicino, ecco che il gioco non funzionava più. Il vero segreto era riuscire a mantenere una distanza costante dall'inizio alla fine del tracciato, in modo tale da essere il io più non credo che performante siano queste possibile. le immagini a cui facevo riferimento. Ma in realtà queste sono delle belle immagini fatte da un fotografo che è Carlo Perazzolo proprio qui di Vicenza, che ha raccontato tutto un anno di preparazione in vista delle Paralimpiadi di Vancouver, che sono state le ultime. Peraltro, le Paralimpiadi di Vancouver, tu e Gianmaria siete stati portabandiera Sì. per l'Italia, quindi credo un grado di soddisfazione straordinario. Ne parliamo dopo. Questo è diventato un libro, giusto, queste fotografie? Questo è diventato Scie, è diventato un libro. Io in realtà avevo voglia che di Gianmaria ci fosse anche qualcosa di solido, di sfogliabile, no? Perché è stato un atleta straordinario e quindi lo meritava. Sono tuttora molto amico di Carlo e quindi gli ho detto, ascolta, ti va, se andiamo via, ci segui un annetto e gli ho dato questa idea e non più tardi di qualche settimana fa mi ha confidato, Dico, questa è un'immagine che si vede questo è Vancouver. come e quanto vicini eh, andate tra i paletti in discesa, che voglio dire, non è così semplice. Scusa, ma alla fine, quando salivate sul podio, quella medaglia d'oro era per Una a testa, una testa. sempre, sì, sì, ormai da qualche anno, insomma, la guida viene premiata alla stregua E ti dell'atleta. sentivi vincitore quanto Gianmaria? Ma no, ma è molto di più. Eh, no, io sono, usando una canzone di Giovanotti, io sono un ragazzo fortunato, assolutamente. E aggiungo anche che sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E io Tu sai credo che che, condividiamo questa canzone. sì. E i sogni in realtà, secondo me sono un grande motore, no? E riguardandomi in giro, no?
oggi rientravo in auto qua in Veneto e allora pensavo un po' a questa serata e dentro di me dicevo, cacchio, ogni tanto è anche bello fermarsi per guardare un attimo indietro, no? Perché sei sempre così affannato a guardare avanti, cosa farò fra 6 mesi, cosa farò fra un anno, che ti scordi di guardare ogni tanto indietro e devo dire insomma che sono soddisfatto di come sono andate le cose. Bravo. Quella Quindi, di Tommaso è stato questo ingresso in questo hotel, come diceva prima, che ha cambiato e ha dato un corso diverso. Quelli quelli bravi dicono che si arriva spesso nella vita, i fortunati arrivano a un bivio e la cosa bella è quando prendi la strada giusta. Ecco, il bivio per Gian Pietro invece nasce durante un'esperienza di raid adesso me lo sono segnato, nel Gran Mare di Sabbia, che presumo sia un deserto di sabbia, era il 2001 e siccome non è un grandissimo pilota, voglio dire, rimane, no, sei un uomo, un come al solito, grande uomo di cuore, ma insomma, pilota, ne potremmo discutere. Nel 2001 la moto ti lascia in panne, anche perché al tempo pesavi molto di più, a un certo punto la moto come i cavalli, e dico, vabbè, insomma, basta, va bene tutto, però insomma c'è anche un limite. Lì ti fermi e incroci lo sguardo di un bambino, di un guerriero di pace, di un un guerriero. ragazzino che avrà avuto 3 anni, seminudo, e mi fa capire che lui era il capo di questo villaggio costruito con sabbia, letame e paglia. Io tolgo il casco, ero tutto alabardato e, e mi sono chiesto perché sono stato così fortunato di essere nato in una zona del mondo dove siamo molto annoiati, perché abbiamo tutto, e che demerito ha questo ragazzo di non aver mai visto un paio di scarpe. Da lì nasce il concetto che non potevamo lasciare dietro di noi solo l'impronta del nostro copertone sulla sabbia. Non potevamo più far finta di non aver visto la povertà. Non potevamo fare il Ponzio Pilato e non era dignitoso girarsi dall'altra parte facendo finta di niente. Tu torni a casa da quell'esperienza, siamo nel 2001, quindi 24, 25 anni fa, e acquisti subito andando in banca, andando in Vado in banca, banca, primo debito, facci debito, primo debito, un furgone. furgone, rimorchio con maxi fuoristrada. Organizziamo un altro tour, andiamo in Tunisia, dove mi ero rotto l'alluce, per cui guidavo la macchina e non le moto, e poi da lì torno a casa, avevo finito il mio secondo lavoro, che era gestire il Forte Corbì in Altopiano di Asiago, perché io sono appassionato della Prima Guerra Mondiale, e oltre al mio lavoro principale avevo appunto preso in gestione il forte, l'avevamo trasformato in un museo, avevamo pulito le trincee, eccetera, e, e da lì partiamo con il concetto di dire, ok, compro una casetta e c'era la guerra in Jugoslavia. Come facciamo a lasciare i nostri fratelli veneti abbandonati in Jugoslavia? Non è possibile. E abbiamo cominciato a raccogliere aiuti, alimenti, vestiario, eccetera. In questa casetta marcia che avevo comprato, in poco tempo abbiamo realizzato 6-7 camion di aiuti, siamo partiti e siamo andati a consegnarli in Jugoslavia. Torniamo a casa da questa avventura, farla breve, primo rally internazionale con le moto, ma prima, un mese prima, a 40 anni, mi regalo una gara con le motoslitte a Yellowstone in America. Torno da lì, folgorato dalla neve, e, e dalla neve che è rovescio della medaglia, il mese successivo siamo andati al primo Tuareg Rally in Marocco, la mia prima gara internazionale in Marocco. Ed è stato un qualcosa di meraviglioso. Eh, Altro giro, altra corsa, altri debiti, il primo magazzino, eh, tantissime difficoltà e nel nostro cammino troviamo brave persone, brava gente, ma non solo brava gente. Ce ne sono anche di altri, ma quelli sono già morti per conto loro. E attraverso la collaborazione di queste brave persone facciamo nascere ufficialmente l'associazione. Che energia e sorrisi.
Nasce Energie e Sorrisi, Sport e Solidarietà. Dopo 2-3 anni siamo costretti per motivi fiscali a dividere le due associazioni, per cui Energie e Sorrisi Onlus e Rally Team ES, Associazione Sportiva Dilettantistica. Non so se abbiamo già visto scorrere le immagini di come e quanto frenetica l'attività eccole qua, Eccole le qua. vediamo nei carichi. Tra l'altro voi vi distinguete anche per un motto che è molto veneto, coi ciacoe non si impasta fritto, giusto? Anche io la utilizzo spesso questa, Dici Veneto Presidente in Italia cattiva, è normale. Là in fondo, sopra il tavolo, c'è una scatola, mi sono dimenticato di prenderla e metterla qua. E dopo dove la facciamo provare? 60 centimetri 40 per 40. Negli ultimi 5 anni, poi vedrete anche qui dal video, qui siamo in Bosnia-Herzegovina, rotta balcanica. Precedentemente c'erano le immagini, eccolo qui, terremoto in Croazia, Glina e Petrinja, 550.000 persone senza casa, in Italia non si sapeva niente. Siamo intervenuti subito. Negli ultimi 5 anni abbiamo consegnato di quelle scatole lì 200.000. Una scatola, perché siccome la vera solidarietà costa moltissimo, Certo, mi portate questa famosa scatola che ce sembra. l'ha la Paola che Adesso deve non essere vorrei, sfilata, non vorrei l'ho finire, lasciata lì apposta. non vorrei finire come quello dei pacchi che li apre, no, nel senso che Allora, di queste scatole qui, dovete pensare che ha un cartone, c'è tutta una logica, lo grazie scotch, Paola, c'è grazie. un'etichetta in 3 lingue, c'è tutta una motivazione. Questa scatola vuota ci costa 3 euro, dove paghiamo anche l'IVA, perché ci ricordano sempre i nostri governanti che la beneficenza va fatta spendendo sempre di più. Per cui scatolone più IVA. 200.000 vuol dire 600.000 solo di scatole. Poi bisogna riempirle mediamente di 15 kg di aiuti. Abbiamo, grazie a Don Manuele, mio fratello che è qui, parlato con Padre Pio, ma le scatole in Ucraina non funzionano da sole, non vanno da sole, non vanno con la trasposizione della materia. E allora ogni cambio costa 8, 10, 12, 15.000 euro. Ne abbiamo fatti 72 Solo per l'Ucraina. solo per l'Ucraina e i comuni, le province, le regioni, lo Stato non ci ha mai dato un euro. In Bosnia e Herzegovina siamo andati una trentina di volte con i nostri amici soci volontari, con la stessa logica, e una ventina di volte siamo andati in Croazia, a Glina e Petrinja. Ascolta una cosa, la vostra filosofia fa sì che voi raccogliete, inscatolate, ma portate direttamente, Sempre non brevi mani, senza intermediari, ovunque, quasi mai, quasi mai. perché è importante quando si fa vero volontariato dare i propri indirizzi, i numeri di telefono, le facce, i visi, perché nel volontariato c'è la gente che ci lavora, ma non è vero volontariato. Sono opere socialmente utili, ma non è volontariato. I nostri volontari, una parte ce ne sono anche qui, quando vengono in sede sanno che vengono per rimetterci a livello economico, ma sanno anche che torneranno a casa più carichi perché avranno tanta energia e sorrisi dentro il loro cuore. Ascolta, quanti sono i volontari che girano intorno a Energia Sorrisi? Gli operativi siamo quasi una trentina. Mhm. Poi abbiamo 2 capi, Capo Giovanni e Capo Renzo, 2 ragazzini terribili che tutti i giorni vengono in sede, 80 anni, circa 84, scaricano i camion da soli, li caricano da Si è soli. alzata l'aspettativa di vita e quindi siamo in Ma no, linea siete guerrieri di pace, questi qua cioè, sono dinamite pura, dinamite lo stato puro, cuore gentile, educato, mai stanchi, mai domi. Quando siamo andati l'anno scorso e l'altro anno a Trieste per la rotta balcanica a portare i migranti nei silos abbandonati in centro Trieste degli aiuti, erano i primi la mattina a partire coi furgoni, con gli aiuti, col vestiario, andare a Trieste sotto la neve, sotto l'acqua, a distribuire questi aiuti a queste 300 persone abbandonate in mezzo ai topi in mezzo al fango, in centro a Trieste, dove chiaramente nessuno vede niente, ed erano i primi e gli ultimi ad andare via. Per cui questi 30 volontari circa, più ne abbiamo altri 120, 130 che pagano la tessera, grazie a questi volontari noi possiamo vincere tutti i giorni. Torno. Ringrazio Gianpietro anche per
la esuberanza con cui Che so calmo anche sì, sì, sono Devo una anche, Weizen. devo anche dire, e lo dico con soddisfazione, che quando è partito con questo sogno, ed era il 2001, io sono stato uno dei primi, Sì, forse il primo, il primo, ecco, il primo. e a dargli spazio e ad avere un primo incontro, primo- prima intervista con È Giampietro. vero. E, è una delle poche cose intelligenti che ho fatto, non ne ho fatte Anche su questo tantissime. siamo Questa, d'accordo. sì, 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 sì. Torno a Tommaso perché dopo gli 8 anni trascorsi con questa esperienza di sci con Gianmaria da Maestro, lo sci non abbandona il tuo percorso parallelo alla tua attività, perché anche tu, come Giampietro, fai anche un lavoro vero, fai anche un lavoro vero. E insieme con Corrado sul Sì, Sente, fondi a Folgaria SCIE, sci di Scie passione. di Passione. Scie di Passione. Ecco, Scie di Passione è una scuola di sci che ha però una caratteristica che la distingue da tutte le altre scuole, che è? Sì, permettimi di fare un passaggio indietro. Era il 2010, io stavo terminando il corso maestri e decisi di lanciare un'idea all'interno del comune di Schio, assessorato allo sport e a tutti quanti i licei, e dissi: ma perché non facciamo una giornata sulla neve per tutti? Ma facciamolo veramente per tutti. Quindi chiamai tutti i miei amici delle varie associazioni che si occupavano di sci e disabilità, li raggruppai e facemmo questa prima giornata sulla neve. Fu un successo, tant'è che l'anno dopo la riproponemmo, ma decidemmo che era giunto il momento di costituire qualcosa di fisico. E quindi questa è la roulettina da terremotati che ci siamo risistemati, perché all'inizio ci davano dei visionari, ci avevano detto voi non durerete neanche una stagione, qui i disabili non sono mai venuti, e quest'anno iniziamo la 15ª stagione e abbiamo più o meno 50 maestri che lavorano su da noi oggi e lavoriamo sia d'inverno che d'estate, offrendo appunto la possibilità a tutti quanti di vivere le emozioni che solo la montagna sa dare, attraverso ovviamente lo sport, che è sempre stato insomma il mio modo di interpretare così il volontariato, ecco, se vogliamo dire così. Oggi questa è una scuola comunque che ha un suo conto economico, diciamo, ha delle attività che fanno solidarietà, ma ci tengo a dire che è un'impresa etica secondo me, ma è un'impresa perché secondo me oggi è giunto il momento di fare le cose fatte bene. E lo sport e la disabilità sono cose serie e Eh, vanno trattate. A me piace un sacco quando Tommaso parla di economia etica perché ritengo che ci sia lo spazio per fare impresa seria, ma con un fine etico. E mi piace quando dice abbiamo deciso di fare cose sul serio, che significa non permettere a una persona con un portatore eh, un diversamente abile di averla una volta all'anno, questa occasione di Esatto, avere la giornata sulla neve, ma andare oltre l'occasionalità e quindi dare la possibilità in qualsiasi momento nel corso della stagione invernale di poter accedere a uno spazio come quello di sci e di passione, giusto? E esatto. questo è il passaggio. Garantire un servizio. Che cosa vuol dire? Vuol dire comunque fare un lavoro anche con la comunità, con gli albergatori, con tutta insomma la rete dell'Alpe Cimbra e grazie allo spirito di Stella all'epoca donammo le carrozzine a tutte le baite accessibili, perché qual è il problema? Che se io sono in carrozzina, arrivo, vado a sciare, quindi lascio la mia carrozzina vicino alla mia macchina, se magari sono a 80 km di distanza da dove sono partito, è ovvio che non riesco a entrare con il monosci a prendermi un caffè. E quindi tutte quante le baite sono state mappate, noi abbiamo garantito che fossero accessibili e abbiamo donato loro queste carrozzine. Questo è un esempio, ma poi noi siamo partiti che avevamo un parcheggio disabili, oggi ne abbiamo 10. Abbiamo fatto la mappatura di tutte quante gli hotel per riuscire a garantire che i nostri clienti
potessero avere un servizio di qualità, e quindi quando un albergo diciamo, garantisce, ecco, di essere accessibile, noi questo ce ne dobbiamo assicurare, ecco. Bravi. E niente, siamo contenti, siamo reduci domenica da un importante premio, che si chiama Winter Sports Inclusion Award, che la Fondazione Umanamente Allianz, insieme alla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici e all'Associazione dei Maestri di Sci Italiana, ha deciso di dare ad alcune scuole che insomma si sono particolarmente distinte. E questo si unisce anche al premio che nel 2010 la Farnesina ha deciso di consegnarci, che è il premio CIDU sui diritti umani, appunto per la qualità del lavoro che stiamo portando avanti. Quello che siete, quello, bravi. Tommaso, quello che siete riusciti a realizzare è andare oltre l'improvvisazione, che nello sport per i diversamente abili sembra quasi un'associazione di idee spontanea. Ecco, oltre l'improvvisazione significa professionalità offerta e professionalità, insomma, in qualche modo garantita. È questo l'obiettivo raggiunto, giusto? Assolutamente sì. Sì, sì. Noi in entrata facciamo una grossa selezione. Non tutti i maestri, secondo me, possono entrare a sci, ma non perché siamo particolari noi, ma perché abbiamo delle regole abbastanza ferree. Il casco, per dire, da quando siamo partiti al giorno 1 era obbligatorio per tutti. E di solito, sapete, ai maestri piace andare via col cappello al vento, no? Niente, non esiste. Questa è una delle regole, ma dopo, insomma, siamo molto attenti a questo perché vogliamo garantire intanto un servizio di altissima qualità, ma poi stare attenti che le persone che lavorano per noi e che quindi devono avere un certo tipo di attenzione siano realmente pronte. Tra l'altro è un'attività, è una scuola che è aperta a tutti. È aperta assolutamente a tutti, abbiamo tanti normodotati che vengono. La cosa più bella è quando vengono le famiglie che magari mi portano il bimbo e mi dicono: Va bene, ci vediamo tra 2 ore. No, dico signora, se lei ha gli sci, venga con noi, facciamo una giornata tutti insieme. Quella è la cosa che mi dà più soddisfazione in assoluto, perché tornano a sciare, a fare insomma che piaceva alla famiglia, ecco. Bravi. Torno da Gianpietro perché la loro attività ha consentito di portare aiuti in molte zone, in molti paesi dell'Africa, soprattutto quelli attraversati dai raid. Sì. Ecco, spiegami, quando voi andate, tu e altri piloti andate, ecco, voi offrite con l'altra Associazione. associazione, eh, un aiuto tecnico, un Sì, supporto tecnico, sì. ma la partecipazione tua ad un ride che può essere aiutami, A Dakar, la Dakar, mare, Ride dei Faraoni, in Albania dove in vai, Albania, eh, c'è il supporto tecnico e c'è anche un tir di aiuti. sempre. Allora, le gare nel deserto sono estremamente complicate. Io sono stato operato 17 volte e ho 15 fratture. E non hai ancora imparato a star No, fermo, no. meglio morire in moto che in autostrada. Sì, sì. Meglio non morire, No, punto. ma la morte fa parte della vita. Ecco perché il campione, Questo te l'ha suggerito Don Emanuele. cos'è Don Emanuele? No, ma Dai. Emanuele è il papa di noi altri perché lui è già oltre Emanuele. I grandi campioni non sono dei pazzi, sono persone che hanno molta paura e che sanno gestire la paura, perché vince non chi va più forte, ma chi usa il La cervello. testa, sì. Allora, io, che sono un umile portatore d'acqua, molte volte ho perso delle competizioni perché è nel mio spirito aiutare gli altri piloti. Perché non mettere a frutto questa predisposizione offrendo anche assistenza a piloti terzi? Perché le gare nel deserto sono autodistruttive, il deserto ti distrugge. Allora abbiamo creato una rete di supporto di meccanici, di assistenti. Noi da sempre abbiamo la cucina italiana veneta nel mondo e abbiamo sempre un bilico di aiuti, per cui quota parte del nostro gruppo in gara sono volontari che si autofinanziano per essere in Marocco, in Mauritania, in Senegal, in Algeria, in Tunisia, in Grecia, in Egitto, in Albania. Noi abbiamo anche 2 fratelli che non sono più tornati dal deserto.
E Vuoi che passo a Tommaso? Passo a Tommaso, poi tu. Posso dire una cosa, Sì, scusami, a proposito del deserto dei 40 anni? Io per i 40 anni avevo il sogno di andare sul deserto con la eccolo moto. qua, prossimo anno. No, c'era l'anno del Covid e quindi sì. salta tutto. No, L'anno sì. prossimo vengo con te. Adesso, Pensa che coppia. non dargli a Tommaso, tu gli dai l'innesco del Covid Eh, e lui parte perché con il Covid loro hanno svolto un'attività supplementare ancora più. Con il E Covid abbiamo conosciuto il Papa da noi altri, Don Emanuele, che ha detto qua che c'è una comunità che si indormessa, no, e che ha paura anche di sombra e della gente che ha bisogno. Cosa facciamo per aiutarli? Pronti via ha indetto una raccolta alimentare a Tavernelle. Mai le persone di Tavernelle hanno donato tonnellate di alimenti e siamo partiti subito e siamo andati in Bosnia e Herzegovina. Perché i problemi sono opportunità in tutta da lavoro. Torniamo al discorso. Quando noi gestiamo piloti terzi, campioni mondiali, fuori classe, ma anche piloti alle prime armi, è una festa perché noi italiani, che siamo i numeri uno al mondo, sappiamo con la fantasia, con le capacità, con l'intelligenza, sempre donare energie e sorrisi. E allora è normale, è conseguenziale il fatto che c'è il divertimento, c'è lo sport, ma c'è anche la solidarietà, perché noi abbiamo consegnato dei lecca-lecca dei bambini che le mangiavano con le carte, con la carta, sentivano il profumo per cui era dolce e via andare. E, e non puoi dimenticarti di queste persone che ti vedono passare e sfrecciare con tutte queste strumentazioni e non far finta che, cioè, e far finta che non esistano. Non va bene, non è dignitoso, non è logico. E allora tutti i nostri super volontari che si organizzano per essere lì negli ospedali a consegnare gli aiuti negli orfanotrofi, negli accampamenti dei Tuareg, dei Berberi, sono persone meravigliose, eccezionali, che non vengono mai fotografate, non certo, hai vengono ragione. mai riprese. Noi abbiamo un grosso cruccio, ad esempio, lo dico anche qui stasera. Noi siamo obbligati a pubblicare continuamente notizie, video, eccetera, su quello che realizziamo dal punto di vista umanitario. Ci hanno insegnato che invece la mano destra non dovrebbe sapere quello che fa la mano sinistra, ma essendo veri volontari dobbiamo continuamente incentivare le associazioni, le parrocchie, le persone ad aiutarci, perché come dicevo prima, queste scatole qui, portate dove servono, costano una montagna di soldi. L'8 giugno 2011 abbiamo realizzato un record mondiale con 67 moto assistite da noi in Albania. L'8 giugno 2011 e il nostro camion è stato bruciato dentro una galleria, Coman, provincia di Scutari, in mezzo alle montagne. La disperazione totale. Ma siamo ripartiti perché siamo diversamente pigri. Mi piace sottolineare e ricordare che peraltro c'è tutta questa attività che vi porta a, a- a diffondere energie e sorrisi un po' in tutto il pianeta, dall'Africa all'Europa fino ai confini con l'Asia. Però non dimenticate nemmeno chi vi abita vicino, perché col Banco Alimentare c'è una sequenza di aiuti che sistematicamente vi porta nelle case delle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese il pacco spesa. Sabato 8 e 27 cominceremo la distribuzione di circa 20 quintali nel territorio di Altavilla e paesi limitrofi, sempre con l'autofinanziamento. Ci saranno i nostri super volontari e anche gli alpini. Questo va avanti da più di 20 anni. È importante aiutare anche i nostri concittadini. E anche qui mi rammarico del fatto che spesso le presunte autorità fanno finta di non vedere. Non va bene. L'occasione di questa sera, se mi consenti Luca, è importante per noi perché ci è arrivato 15 giorni fa l'autorizzazione dal patriarca di Amman Mhm. in qualche modo di entrare dentro un campo profughi di 500.000 palestinesi, perché noi non facciamo politica, noi aiutiamo gli ultimi. E allora adesso stiamo organizzando, e ne parlavamo proprio col Don Manuele prima,
la raccolta di alimenti, prodotti per l'igiene personale, presidi sanitari, qualche euro perché un container caricato su un bilico che arriverà ad Aqaba, ed Aqaba andrà tra Gerusalemme e, e zone limitrofe, costerà una montagna di soldi. Vedremo di esserci anche noi, perché non siamo pacifisti da divano, non litighiamo con le forze dell'ordine, non andiamo con le bandiere di partito, Certo, andiamo con la non saresti bandiera, qua. bravo, grazie, andiamo con la bandiera di Energia e Sorrisi e di quanti si fidano di noi, perché senza l'aiuto delle persone comuni, Energia e Sorrisi non esisterebbe. Tutti i giorni da noi arrivano quintali di aiuti in sede. Abbiamo iniziato dal 1° di ottobre in maniera ufficiale a dire alle persone che arrivano: guardate che se ci donate 2 borsette dei vestiti del vostro ex marito, la mamma che è deceduta, il fratello, eccetera, dovete mettere nella cassettina che si chiama carburante solidale qualche euro, perché la trasposizione della materia anche per la Palestina non funziona. Costa. È sempre coecciacque, non si impasta fritto. Hai ragione, hai ragione. Torno a Tommaso perché la vita di Tommaso ha avuto più incroci. Un altro incrocio è con un personaggio che peraltro è stato uno degli ospiti di Talenti di quest'anno, che è Stefano Ruaro. L'incrocio con Stefano Ruaro è un atleta affetto da Parkinson e che ha forse l'unico atleta che ha affrontato e concluso una gara che si chiama Ironman, quelle gare che si fanno piedi, a nuoto e in bicicletta. Lui ha fatto una sfida con se stesso e ha vinto quella sfida e molte altre, devo dire. Ecco, quell'incrocio con Stefano fa nascere un'altra attività parallela Un'altra idea. a quella vera, giusto? Sì, corretto. Noi ci siamo incontrati con Stefano ad un evento dove eravamo stati invitati a Schio e si parlava ovviamente di sport e disabilità e al termine l'ho guardato negli occhi e gli ho detto io e te dobbiamo fare qualcosa insieme. 3 mesi dopo mi chiama, mi dice andiamo a berci un caffettino insieme e mi dice ascolta io Tommy vorrei fare una sorta di una palestra per i disabili, qualcosa del genere. E io ho detto: "No, ma facciamo le cose in grande, facciamo le cose in grande". Fatto sta che a Schio nel maggio del 2025, quindi di quest'anno, no scusate, l'anno scorso 24, nasce Open Space. Open Space è una sorta di hub, l'abbiamo chiamato Space perché non riusciamo a dargli una denominazione in realtà, è uno spazio perché all'interno ha tante anime. Ha l'anima della ginnastica, diciamo, adattata per tutti, quindi normodotati e disabili possono venire a usufruire dei servizi, ovviamente con del personale preparato. Poi abbiamo alcuni ambulatori con dei professionisti che servono per offrire un servizio, diciamo, più allargato. E poi abbiamo la parte degli eventi e della ricerca scientifica. E questa è completamente gestita da una ETS e quindi senza scopo di lucro. Tutto quello che entra serve fondamentalmente per pagare una struttura che fa 930 metri. Questa esperienza che anche, così come quella di Scie, è aperta a tutti, Sì. cioè non è che è rivolta solo Inclusione. Inclusione. inclusione allo stato puro. Peraltro, da quell'esperienza di Open Space nasce un evento che in qualche modo ci porta via il nome Talenti, vero? Mi stai chiedendo le royalty? Sì, sì, allora a marzo di quest'anno dico, quest'anno ho voglia di fare qualcosa, è il mio compleanno, mi faccio un regalo, faccio un evento, decido di fare un evento. E quindi raggruppo un po' di persone di cuore, tra cui alcune sono qui sedute, e dico voglio provare a fare un bel evento, un evento strutturato, ma a budget zero. Questa era la grande sfida. Quindi ospiti non li pago, i fonici non li pago, quello che mi stampa le locandine non lo pago, non è che li ho chiesti Adesso preventivi e non ti li ho toglie pagati, l'audio, eh. ti toglie l'audio. E siamo riusciti a fare questo primo evento, Storia di talenti, sono venuti 4 personaggi
ed è stata una serata molto intensa. Molto intensa, abbiamo fatto sold out, primo evento sold out, 150 persone eravamo più o meno. E questo mi ha dato anche la forza di organizzare la seconda puntata, che sarà venerdì di questa settimana, quindi per tutti quanti, se avete voglia, venerdì Open Space ore 20:30. Il format è molto semplice, facciamo degli speech one to one con questi personaggi che hanno come filo, diciamo, li racconta il talento. Il talento a me interessava da tutti i punti di vista, non solo quello sportivo, meramente ho vinto la medaglia, non mi interessa. Mi interessa andare un pochettino oltre. E quindi è venuto un monaco, è venuta una mamma di un ragazzino disabile che sta sconvolgendo Roma, facendo dei parchi accessibili, quindi sta portando un modello di inclusione e di architettura straordinario. È venuto Michel Roccati, che è un ragazzo che Ne parliamo dopo. ne parliamo dopo, e è venuto un esperto di Vicenza di talento che sta studiando il talento, quindi tutte persone che hanno a che fare con il talento, ma sotto altri punti di vista. E invece venerdì, memore del fatto che Don Lino Breda mi disse: Tommy, ricordati una cosa, tu devi fare le cose per i giovani, devi fare le cose per i giovani. E sto ritornello continuava a, sì, a tornarmi in mente e quindi dico quest'anno faccio una cosa per i giovani. E quindi avremo l'unico italiano candidato al premio Nobel per gli studenti, sono 50 al mondo, 3 in Europa, lui è l'unico italiano, è di un'università, non è della Bocconi, non è della Sapienza, ma di un'università pugliese del sud, mi viene da d'oca, perché è incredibile, è un ragazzo che ha 20 anni, ha già 4-5 start-up all'attivo, tutte in Puglia, perché lui vuole rimanere in Puglia e vuole lanciare attività giù lì. Tutte start-up, tra l'altro, a scopo di solidarietà, tra le altre cose. Poi verrà un esperto di intelligenza artificiale, che è un ragazzo giovanissimo con una storia incredibile, e lui è un esperto in sicurezza informatica, prettamente, e mi interessava andare a indagare quelli che erano gli aspetti del talento in relazione all'intelligenza artificiale. Che secondo me sono temi molto, molto attuali. Io ho ascoltato un suo podcast, ha dato una lettura molto, secondo me, fresca del futuro e dell'intelligenza artificiale, quindi mi piaceva dare un messaggio ai giovani. E infine verrà un testimonial della Lega Lega Filo d'oro? No. no, della fibrosi cistica, scusate, e che fa diverse imprese per cercare di sensibilizzare sulla sua malattia. E poi il format prevede che durante, diciamo, le pause tra un ospite e l'altro, io dia modo alle realtà locali di presentare i propri talenti, e quindi ballerini, musicisti, Certo. insomma ci siamo inventati sta cosa. Appuntamento a Schio? 20:30 Open Space in zona industriale a Schio. Bene. Comunque basta cercare openspace.eu sul sito e lì ci sono tutte le informazioni. Vi consiglio di prenotarvi perché i posti stanno per finire, grazie al cielo. Grazie. Torno a Gianpietro. Ah no, mi viene in mente, una volta sciolta la neve, sci di passione, fa ancora attività kayak, mountain Sì. bike durante l'estate? Sì, sì, certamente. Anzi, si sta allargando sempre di più la stagione, quindi stiamo lavorando molto anche su settembre-ottobre. Facciamo trekking, facciamo bici, facciamo un po' di tutto, ovviamente per normodotati e per disabili, perché abbiamo uno dei magazzini oggi di strumentazione adattata tra i più grandi in Italia. Quindi Gianpietro, spiegami, Comandi. spiegami un attimo, 72, quanti sono quelli? 82. 72 Sì. in Ucraina. Ecco, ti ricordi com'è partito il primo? Quali sono state le difficoltà che hai dovuto superare per La difficoltà, raggiungere? come sempre quando partiamo, è che qualcuno ti dice non entrerete mai eh, in Ucraina, che sia guerra. È a guerra. E ora non sarete mai in grado di superare la dogana tra la Croazia e la Bosnia-Herzegovina. Ah, ho capito. Con gli aiuti non entrerete mai in Marocco, in Mauritania, in Senegal. Allora, e poi vedremo il banner finale, faremo una foto tutta assieme, quando ci dicono non ce la farete mai, ecco, noi cominciamo a giocare. Abbiamo appena visto la scena, siamo arrivati dalla Repubblica Ceca e dopo aver sistemato, stiamo vedendo adesso qua le immagini, 6 bilici di aiuti umanitari, la polizia ceca ci ha portato ai confini con l'Ucraina, trattiamo con gli ucraini per entrare
e dopo 17 ore siamo ancora bloccati. E purtroppo io ho un piccolo difetto, che ho la pressione che va su e non ha la valvola di sicurezza, no? E allora quando la pressione aumenta i problemi si risolvono. E in 2 secondi ci hanno trimbato tutte le carte per poter entrare in Repubblica Ucraina. E siamo andati, il primo viaggio, il primo momento, siamo andati nel seminario di Užhorod, dove abbiamo trovato un altro genio vicentino, io chiamo San Francesco, un gigante buono, che è il vice rettore del seminario di Užhorod, una persona di un'intelligenza non comune, e lì abbiamo lasciato 4 bilici di aiuti. Parte del nostro gruppo l'abbiamo fatta ritornare a casa perché c'erano dei pericoli. Un po' di tensione. A casa mia non l'ho mai detto, ma c'erano dei pericoli e siamo arrivati con gli altri 2 bilici a Leopoli sotto i missili. E anche lì abbiamo visto delle situazioni strane. Siamo rientrati dalla Polonia e subito abbiamo deciso di ritornare con gruppi elettrogeni che ci venivano richiesti, le candele. Poi ci hanno chiesto, abbiamo problemi in alcune zone perché i bambini non vanno più a scuola, ci serve un pulmino. Abbiamo comprato con i fondi di tutti un pulmino da 46 posti. E poi un cappellano militare a Mukatsovo mi dice: guarda, mi servirebbe un pick up come il tuo. E io dico: cosa che ne frega di un pick up? Chi è che porta fuori i morti dalla prima linea? Allora ci serve un pick up con le ruote da cross. E allora, grazie sempre ai nostri amici, soci, volontari, persone volenterose, abbiamo comprato un pick up, l'abbiamo caricato su un altro bilico, sempre strapieno di aiuti umanitari, e l'abbiamo consegnato a questo cappellano. E via via che ci arrivano le richieste, abbiamo Perché le continuato richieste vi arrivano, cioè c'è una tutti i giorni. tutti i giorni. Il nostro problema è solo di avere fondi economici, perché i camionisti li devi anche pagare per farli ritornare in Ucraina carichi di aiuti. Ci vogliono soldi veri, non i bitcoin. Diciamo i bitcoin, io sei in inglese, i bitcoin, no, quei skate. No skate, il camion sta fermo dentro il magazzino. E, e poi abbiamo un altro cruccio. Oggi noi in sede abbiamo 3 bilici di aiuti pronti a partire. Non abbiamo i soldi per pagare gli autisti finché gli aiuti che abbiamo in sede arrivino in Ucraina. È un appello che fa Ma non va bene, perché quando sì, la no, sede è vuota vuol dire che le persone soffrono meno. certo. Sì, questo è il 72esimo Sì, che state preparan no, che è già partito probabilmente questo è già questo. partito, È già stiamo partito. preparando il successivo e, come dicevo prima, il primo viaggio per i campi Vabbè, mi profughi. mi mi pare che il messaggio chiaro tu lo abbia lanciato. Ci sono 3 bilici che sono già carichi, ma che mancano del carburante solidale Sì, per arrivare a se posso Coman Luca. dipende. Cioè, te lo dico dopo se potevi. Ci sono delle persone che sono incredibili. Allora, i vicini di casa, piuttosto tira fuori 1 euro per caffè, te copa, ok? Capisci il dialetto? No, non perché magari... Lui è di no, Schio. no, perché sento che lei è molto afferrato, molto Lui è di Schio, non è che messo terra a sia. terra. Beh, Ecco, poi arriva uno, no, non sai da dove, ti mette a busta, scusa Guido, ma 10.000 euro? Sì, sei massa pochi. E ti dici, ma cosa abbiamo fatto di bene per meritarci questa fiducia? Arriva una signora, no, 2 secondi, piccolina, una domenica pomeriggio, stiamo caricando i primi 6 bilici. Sei lui Giampietro? Sì, insomma, sei sicuro? Insomma, che mo sto attenta, sì. Ed era sto capottino poveretto del 62, no? Dico, avrà bisogno, ho detto, di mangiare, non so. No, perché Don Emanuele mi ha detto di fidarmi solo di lui. Dico, sicuro che sei lui? No, che domanda qua, sono me. No, perché io vorrei contribuire. E va bene contanti o un bonifico o un assegno? Mi vedo quanto metto in giro. No, già che non sono tutto a posto, no? Magari ho capito male, vedo, signora, andiamo in cucina, così ne parliamo con calma. No, perché ho fuori mio marito, se vuole mio marito i contanti, mi dico un assegno. Va bene, signora, mi dà l'assegno. Tira fuori sta borsetta, no, mi dà sto assegno, lo apro. Dico, signora, scusi, ma guardi che ha sbagliato cifra. Ma sa pochi? No, signora, c'è scritto 5.000. Sai che non ho mai visto.
Questa è la solidarietà. certo. Posso parlare delle tue esperienze di papà? Insomma, Perché bisogna. il tu sei impegnato anche in un'associazione, che si occupa di una malattia rara, che è la malattia di cui è affetto il tuo bimbo, malattia che è l'acidosi tubulare renale distale. Ecco, tutta questa esperienza che hai fatto nell'ambito della solidarietà, del rappresentare chi ha più aiuto, ti aiuta anche nel tuo rapporto padre-figlio. Ma con mio figlio in realtà il rapporto è normalissimo, io non vedo più disabilità. Lo dicevo proprio qualche giorno fa, mi facevano questa domanda, mi dicevano, "Ma io non lo vedo più, cioè per me è una persona, poi che sia seduta in piedi senza un pezzo piuttosto che no, non è un problema. E quello che ti posso Scusa, dire, scusa, potete fargli un applauso con questa cosa qui? per me, per me è proprio normalità questo. Sono già dopo 23 anni, 24 anni è diventata normalità. No, ci siamo chiesti con mia moglie perché a noi. E io a lei ho risposto, sai, probabilmente dall'alto hanno detto, aspetta che vediamo, sti due qua forse sono preparati. E così è andato. Siccome siamo partiti prima all'inizio a ragionare di sogni, ecco, ce n'è uno e credo che o tu dormi poco o dormi troppo e quindi aumenta la potenzialità del sogno. Perché a proposito di quel personaggio che hai citato prima, questo Michel Roccati, è partito un progetto che è stato avanzato, che È stato presentato verrà domenica. presentato domenica, che si chiama Beyond Human Potential. Coinvolge l'uomo, la scienza e la macchina. Sono andato a guardare una cosa, sono già due termini per me fuori portata, perché ho visto che è un progetto che parte dalla ricerca neurotecnologica applicata alla biomeccanica, Chi sei che non lo cioè fa? due robe Fa per anche me la. fuori portata. Per quelli che hanno la licenza media. Beh, ma anch'io avevo fatto la stessa domanda. In realtà io ho conosciuto Michelle attraverso un video. Sono un curiosone ed è questo il modo che utilizzo per andare a cercare personaggi da invitare alle serate, no? E mi aveva affascinato il fatto che lui è stato il primo uomo al mondo ad aver subito un intervento, che in realtà è stata la sua, in qualche modo, una grande opportunità, che consisteva nel fatto di essersi fatto inserire all'interno della spina dorsale una sorta di linguetta con degli elettrodi, che è collegata a un pacemaker che ha sotto pelle. E Ah, che è una persona. ci arrivo. Ehm, è una persona seduta in carrozzina, lui, e grazie appunto a questo sistema, attraverso un computer, diremo, viene mandato un segnale che fa partire una stimolazione elettrica. E quindi lui magicamente, da Certo. questa posizione, fa così. Ovviamente poi ha degli spasmi perché vedi proprio la corrente che passa lungo il suo corpo. E devo dire che quella sera che io l'ho visto, per me è stata una serata storica, perché 23 anni che mi occupo di queste materie e avevo sempre associato carrozzina uguale, sei seduto per sempre. E invece la scienza, da questo punto di vista, io non sono tanto per la scienza, se devo essere onesto, ehm, però ha fatto qualcosa di straordinario. E quindi lui è tornato a fare dei passi. Attualmente ha il Guinness World Record della camminata più lunga con quel tipo di lesione, anche perché sono cioè, all'inizio sono stati tre i primi ad avere possibilità e l'accesso a questo intervento.
Quindi io lo chiamo, affascinato da questa storia, lo invito a Schio, lui mi dice va bene e mi chiede: "Ma ascolta, c'è un piccolo rimborso, un gettone, qualcosa?" Perché sai comunque io ho tante spese, faccio sport, gli dico: "Guarda, qui, di prassi l'evento ha questo format che ti posso pagare il viaggio, quello volentieri, quello che posso fare", e lì ho iniziato a far così, ho detto: "Se vuoi ti offro una giornata sulla neve, quindi metto a disposizione il mio tempo gratuitamente, vieni su, ti faccio provare a sciare". Lui da super sportivo qual è, ha accettato l'invito e ha detto: "Ok, dai, vengo e salgo". Quindi venerdì sera facciamo l'evento, sabato mattina ci troviamo in pista. Premetto una cosa, quando abbiamo fatto questo accordo fra gentiluomini, lui mi ha detto: "Fai una cosa, mandami un messaggio con le foto degli attrezzi che potrai utilizzare". Allora io gli mando le foto, solitamente sapete ci sono quei gusci con l'ammortizzatore dove tu ti siedi dentro e con quel tipo di lesione Questa che quello è, vediamo, quello è il fondo, però bene o male, eccolo qua, sto quello qui. sì. Gli mando le foto e lui mi risponde e mi dice: "No, non so se mi capì. Devo sciare in piedi". Aspetta un attimo, ne ho viste tante in 'sti anni qua, ma una roba del genere, cioè, boh, non lo so, proviamo, proviamo. Quindi vado in magazzino, tiro fuori un attrezzo francese, uno di quelli sempre rimasti sugli angoli perché non sappiamo, cioè è difficile da utilizzare, serve tendenzialmente per chi ha ancora comunque un minimo di capacità di deambulare, e decidiamo di utilizzare quello e quindi il sabato mattina siamo lì al bar. Prima sfida, mettere gli scarponi. I 3 maestri per mettere gli scarponi. Cioè, se tu non hai sensibilità al piede, intanto c'è il rischio che le dita vadano dentro così. E comunque è molto complesso. Insomma, ce la facciamo e la prima sfida l'abbiamo vinta. La seconda, dentro di me dicevo: "Adesso voglio vedere come fa a stare in piedi". Perfetto. Mi dice: "Tommy, accendimi un attimo", mi dà un tafanario, premo il bottone, boom, si tira su l'uomo. Incredibile. C'erano lì anche gli altri maestri che dicevano: "Ma questa non è una cosa fattibile". Vabbè, ultimo step e ho detto: "Qua ti voglio e adesso ti metto su un piano inclinato in discesa, voglio vedere". Insomma, te la faccio breve, siamo riusciti con l'ausilio di un maestro di sci ad accompagnarlo e a farlo sciare, fargli fare quelle 3, 4 discese. Finisce il weekend, io ovviamente di sera ero così perché ho detto: "Ma che cavolo è successo?" Io penso di aver vissuto una pagina del mio libro, no, della mia storia in quel giorno lì. Lunedì mi richiama, non l'avesse mai fatto. Mi dice: "Mi sono divertito tanto, è stato bellissimo, io voglio tornare a sciare". Okay, gli dico. E dentro di me ho pensato: "Ma questo ragazzo con questa mentalità e con questo tipo di intervento unito alla sua capacità residua-motoria, qui dobbiamo fare qualcosa di straordinario". E quindi ho detto: "Ascolta, tu pensa a allenarti, al resto ci penso io". E quindi è da 5 mesi che io lavoro, 12, 13, 14, quando io lavoro in Lombardia e quindi appena finisco di lavorare io vado nel B&B, la mia famiglia è a casa, che cosa faccio? Inizio a smanettare come un disperato, e quindi 13, 14, 15 ore al giorno io son lì per portare avanti tutti i casini che ho messo in piedi nel resto della vita. E quindi gli ho detto: "Tu pensa solo ad allenarti, adesso ci penso io". Quindi abbiamo preso l'attrezzo, ho detto: "Benissimo, adesso tu vieni da Open Space, ti tiriamo giù tutte le misure, chiamo un po' di amici". Anche qui, ritornando al discorso della solidarietà, ho un team, signori, da 10-15 persone di competenze straordinarie che mi costerebbero 2000 € al giorno, che mi hanno detto: "Tommy, visto quello che hai fatto, visto che comunque sei una persona seria che non racconta ciacole, ti diamo fiducia, mi piace questo progetto, mi metto a disposizione". E quindi sabato abbiamo testato insieme a Michelle questo attrezzo, che è un attrezzo customizzato da veneti, da vicentini, da scledensi, zona industriale, amici, che hanno iniziato a fresare, mi han fatto di quei pezzi straordinari, acciaio inox, TIG, sembrano delle marmite per auto da rally, bellissimi, incredibili. L'abbiamo messo su una pista artificiale, è una sorta di grande tapirulan, ci siamo girati fino a Verbania, anche lì ho chiamato, ho spiegato il progetto, sì sì, vieni, vieni, la porta è aperta, facciamo quello che vuoi. L'abbiamo messo su e abbiamo fatto le prime discese all'interno di questo
gigante tapirulan che ti permette di scendere praticamente, quindi tu decidi inclinazione e velocità e lì abbiamo iniziato a fare i primi test. E quindi l'obiettivo di tutta questa storia che cos'è? È riuscire a capire quest'uomo, con la sua determinazione, uniti alla scienza, perché da Losanna su, Certo. dove gli hanno fatto questa operazione, ci sono degli ingegneri che gratuitamente stanno iniziando a programmare il modo per farlo sciare dal punto di vista, diciamo, elettrico, elettronico, informatico. Poi c'è appunto l'attrezzo, quindi son questi 3 gli elementi. Il nostro sogno è quello di vedere il primo uomo al mondo sciare in autonomia con lesione midollare completa. Non è molto lontano. No, Allora, questo ha una testa che è più dura di 'sto pavimento e vedo come te. quindi siamo in 2 e già in 2 si Passami in tre. Sì, questo non è che Giampietro ce l'abbia. Ti ringrazio di questa testimonianza che così, dopo la presentazione avvenuta domenica è una assoluta novità questo sogno che si avvicina a diventare realtà e che può dare speranze. Io sono certo che non sono false speranze per molti che possono essere nelle condizioni di, di Michel. Siamo più o meno alle battute finali. Il Mal d'Africa ti è venuto andando in Dico moto? il male del direttore della banca e dell'agenzia delle entrate, no? Che quando mi chiama e mi viene la tachicardia. E la pressione Sì. e la Allora pressione noi che diciamo sale. da tanti anni lasciamo il deserto quotidiano per andare a correre nella sabbia. Qui c'è il deserto, in Mm. Africa c'è la sabbia e in Africa trovi delle persone che non hanno niente. Mi ricordo campionato mondiale 2011, avevo mia figlia con me in Egitto, Rally di Faraoni, e sono partito, ho fatto 1120 chilometri, 22 ore consecutive di moto, sono rimasto 2 volte senza benzina. La prima volta dopo, ehm, c'è una zona molto particolare, un labirinto inglese fatto di sassi, mi si è avvicinato un signore perché la cosa particolare del deserto è che quando ti fermi arriva qualcuno. Non c'è Ci sono case nel raggio di 280 chilometri, ma Però arriva va. uno in bicicletta e motorini col coso, col moschito Eh, eh. e me fa faccio capire che lingua internazionale, parlo il veneto, che son senza benzina. Questo tira fuori una bottiglietta, mi dà la benzina, mi fa segno: "Vieni, vieni con me". Insomma, andiamo avanti qualche chilometro e mi porta in un borghetto dove c'era un piccolo distributore e ha dovuto offrirmi gratis il pieno della benzina, non c'è stato santi niente de pagar sta benzina. E allora tu dici: "Questi non hanno niente, ma hanno una dignità, un orgoglio positivo, un ehm, una licenza di onore gratuito da donare a terzi che non li puoi non aiutare. Ehm, Non puoi dimenticarti che queste persone sono nate in zone, ehm, molto problematiche e quando io vedo, molte persone qui da noi, in provincia di Vicenza abbiamo 23.000 appartamenti vuoti, ne abbiamo 10 milioni in Italia e non riusciamo a trovare casa a chi lavora perché ha un colore diverso, perché ha una religione diversa. Ehm, Eh, si chiama, guarda, c'è una parola che mette tutto e si chiama egoismo. Cioè, Guarda, fondamentalmente, sai, sono scritto qui. e non è il contrario di altruismo, è una cosa peggiore. Sì, perché tu arrivi Molto allo peggiore. stop e c'è la Certo. fila che va verso Vicenza, no? Tu devi andare verso Verona e noi te assa passare qua a macchina, anche se vai in senso contrario, neanche se te metti 500 euro, perché siamo svalvolati, ok? Ascolta, E allora dico, ma perché non ascoltiamo il nostro cuore? Perché non ascoltiamo perché, il nostro ascolta, per istinto? ascoltare il cuore bisogna averlo e non tutti siamo dotati di quel cuore. Attenzione. Non lo so. Ascolta, senza moto ci sarebbe stata Sì, Energia Sorrisi?
Sì, Sì, perché quando, come ti ho detto, non vuoi essere Ponzio Pilato, certo, non puoi non vedere chi ha bisogno. certo. E senza la neve e lo sci ci sarebbe stati tutti questi incroci. No, boh, no, non te lo so dire, non ti so dare. Ma probabilmente c'è una predisposizione, comunque questo forse è un tratto che ci accomuna. Certo. Mi, Eh, mi- mi potete dire una parola, il grazie più bello che avete ricevuto questi anni? è quello non verbale dei bambini che magari vengono su da me, che non possono dirmelo, ma mi guardano negli occhi. Noi eravamo, noi eravamo a Biac, in una ex fonderia, 850 clandestini pakistani, afghani, del Nepal, del Bangladesh. Siamo entrati, io e un giornalista, carichi di aiuti e a un certo punto, nello scendere, vediamo che questi ragazzi sono già in fila dietro il camion, cominciamo a distribuire aiuti, si avvicina un ragazzino, era già 2 anni che era partito a piedi dal Bangladesh, ci tira fuori dalla tasca una caramella ed era l'unico oggetto di sua proprietà, ti consegna la caramella e ci dice grazie per il vostro aiuto. Grazie, ve lo dico anch'io per la testimonianza che avete avuto la disponibilità di portare in questo format che si chiama Talenti e che declina il talento in maniera diversa, non molto diversa da quella che sostiene i vostri eventi di talento, perché io ritengo che i talenti siano distribuiti in maniera democratica, ma non a tutti uguale. E il nostro compito è quello di metterli a frutto. C'è chi ne riceve uno, chi ne riceve tre, chi ne riceve cinque. Non è che quello che ne ha uno sia peggiore di quello che ne ha cinque, l'importante è che chi ne ha uno ne metta a frutto e a beneficio il suo, chi ne ha cinque li metta tutti e cinque a beneficio, altrimenti si diventa negativi. Quindi grazie della disponibilità. Io sono particolarmente felice, sono Sorpresa, particolarmente felice di. Cosa dobbiamo fare adesso? No, sorpresa. fammi finire. Sì, sì. Sono particolarmente felice di avere avuto come ospiti in questa puntata di Talenti due persone buone e credo che non sia semplicissimo sempre da incrociarle, a proposito di incroci, sulla nostra strada. Quindi grazie a Tommaso Balasso, grazie Grazie. Grazie a te, a Gian Pietro Del Benna grazie a voi. e grazie di tutto quello che fanno per gli altri, molto spesso o quasi sempre per gli altri che non sono nemmeno amici o conosciuti. Grazie, grazie Grazie a sul te, serio. grazie a voi. Arrivederci alla prossima puntata di Talento. Possiamo fare una Ma, foto ma, insieme? mamma Perché mia, c'è una parola d'ordine in questa certo. società di morti viventi che camminano, che hanno sempre mille problematiche. Se qualcuno dei nostri arriva, per piacere. No, ma te lo tengo io un No, pezzo. no, facciamo una foto insieme con Ah, chi bene, chi vuol bene. venire. Allora, Segnami una parte. il nostro carburante solidale è una parola molto semplice. Basta guardare la parola impossibile, dove noi ci accaniamo per non andare avanti durante la nostra vita, durante la nostra giornata, perché non si può fare, sei troppo piccolo, sei troppo basso, sei troppo vecchio, non ce la fai, non hai i soldi, perché ha cellulite, doppie punte, ti sei anche a riso, anche antipatico. Solo se togliamo le 2 lettere all'inizio di questa parola, capiremo che noi siamo unici al mondo e che nessuno ci può fermare se veramente lo vogliamo, altrimenti creiamo scuse. Grazie a tutti. Grazie. Scusatemi.